Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, martedì 21 aprile. Partiamo con la lettura dei quotidiani nazionali. L'apertura è quasi sempre dedicata al secondo round di negoziati per riportare la pace in Medio Oriente, e poi c'è anche l'inchiesta su questa struttura parallela di una rete di spionaggio che confezionava dossier in Italia. Allora, vediamo prima la prima pagina della Repubblica, che titola Iran, il giorno della verità. Oggi in Pakistan il secondo round di colloqui con gli USA prima della fine del cessate il fuoco. Su questi negoziati pesa la minaccia del presidente americano: senza accordo cadranno molte bombe. Teheran replica: non ci piegheremo a una res. E poi di spalla lo spionaggio illegale e peculato, sotto inchiesta l'ex 007 del Deo. Andiamo a leggere la prima pagina del Corriere della Sera. L'Iran frena sui negoziati, Trump intesa o bombardo, quindi round di negoziati circondato ancora da un alone di incertezza, e si tengono ancora una volta a Islamabad, mentre taglio basso dossier 007 sotto accusa. Per i magistrati c'era una centrale parallela di spionaggio per condizionare politica e imprese. La Stampa titola scommessa Trump, oggi faccio la pace, l'Iran accetta di trattare ancora ma i Pasdaran sono divisi, lo vedremo poi meglio all'interno. E poi il ricordo di Papa Francesco, morto proprio un anno fa, la morte del Papa argentino, ricordo pubblico e privato di chi gli è stato vicino. E a proposito di Papa, naturalmente lo ricorda anche l'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, che sulla politica estera sottolinea il clima di incertezza: si tratta o forse no, e questo è quello che ci scrive l'Avvenire. Ma andiamo a vedere nel dettaglio. Dunque, qua siamo a Islamabad, vedete queste foto, soldati barbuti armati di mitra, filo spinato a recintare naturalmente l'area dei negoziati. Il negoziato in bilico, Trump dice accordo altre bombe, domani scade il cessate il fuoco, Teheran dice non andiamo finché tengono bloccati i nostri porti, perché c'è stata la contromossa degli Stati Uniti che ha bloccato a sua volta lo stretto di Hormuz. Cosa succede? Qual è lo stato d'animo, visto che ancora non possiamo commentare le trattative? Donald, tra ottimismo e, tra virgolette, follia, valuta ancora le truppe di terra. I media USA dicono il leader ha detto a un consigliere di voler sembrare il più offensivo possibile. E qui la domanda se Trump ci è o ci fa, cioè se queste sue esternazioni non rispondono poi ad una vera logica. A Teheran c'è anche all'interno della classe dirigente uno scontro tra falchi e colombe sul dialogo USA, perché per molti la sola idea del negoziato appare come un tradimento, e uno dei vertici è dovuto andare in TV a spiegare che appunto negoziare non è un tradimento, ma la continuazione della guerra con altri mezzi per difendere le conquiste realizzate sul campo di battaglia. Ha dovuto ancora spiegare che con l'America bisogna parlare, perché non è pensabile sconfiggere una potenza con la sola forza. L'intervista serviva a fermare l'ondata di attacchi che ha travolto lui e il vice negoziatore dopo il primo round di trattative, che quindi non vengono viste di buon occhio dai più intransigenti, dall'ala più intransigenti. Quella che si svolge nel Golfo di Hormuz è una sorta, per così dire, di battaglia navale. Il Golfo di Hormuz, tra droni, barchini e razzi, la guerra asimmetrica dello stretto costringe i comandi statunitensi a inventare nuove tattiche per individuare e attaccare un nemico più debole ma agile e nascosto tra mare e terra, perché la vera battaglia si combatte proprio nello stretto di Hormuz. Lo dice anche questo analista, che dice Hormuz è il loro superpotere, i mullah lo useranno per ricostruire. Vogliono assicurarsi di non diventare un altro Libano o un'altra Gaza, ovvero un luogo in cui lo Stato ebraico può colpire a piacimento. Un ritorno allo status quo ante, cioè prima di questa guerra, è molto improbabile. In primo luogo l'Iran ha dimostrato che il controllo dello stretto rappresenta un autentico superpotere, qualcosa che la geografia gli ha concesso, e utilizzerà quel controllo come deterrente in futuro. Inoltre l'Iran considera lo stretto come potenziale fonte di energia per la ricostruzione, perché può imporre un pedaggio.
Insomma, quella che si gioca è l'ennesima partita a poker, questa è un'altra analisi, non per la pace ma per rinviare la guerra. Siamo davanti ad una pausa armata su un equilibrio instabile, si negozia sotto coercizione. E qui c'è la vignetta che dice, la vignetta di Trump dice: quello prima di me non ha capito niente dell'Iran, e l'intervistatore gli chiede: ma chi? Biden? E lui dice: no, io, ma quello di ieri. A sottolineare il fatto che Trump cambia continuamente atteggiamento e opinione, e questo naturalmente è stato notato anche dalla cerchia dei suoi fedelissimi, dei suoi sostenitori, cioè da quel mondo MAGA che lui ha creato e che adesso però comincia a prendere un po' le distanze. L'ora più buia del presidente, isolato anche alla Casa Bianca, viene escluso dai briefing, cioè gli incontri in cui si prendono le decisioni importanti. E poi qua voglio andare a vedere questa foto che riguarda i colpi di un soldato IDF, cioè dell'esercito israeliano, al crocifisso libanese. L'ha proprio preso a martellate questo crocifisso. Netanyahu condanna, il cardinale Pizzaballa si dice indignato. Il premier israeliano Netanyahu dice: sono sotto shock, sbalordito e rattristato, tutti lo definiscono un atto grave e vergognoso, un atto oltraggioso. È un tenente colonnello, dice, totalmente incoerente con i valori che ci si aspetta dalle nostre truppe. Insomma, un polverone internazionale attorno al caso del soldato israeliano che si è divertito ad abbattere con una mazza una statua di Gesù crocifisso nel villaggio cristiano del Libano meridionale. Torniamo in Italia per raccontarvi questa rete parallela di spionaggio. Indagato un ex big dei servizi, questo del Deo. Cosa faceva questa rete? Confezionava dossier per condizionare politica e imprese. 11 persone sono sotto inchiesta, fra loro c'è del Deo, che è già numero 2 dell'AISI, un organismo che coordinava questi i servizi segreti. Naturalmente i magistrati l'hanno scoperto e qua vediamo nel dettaglio cosa facevano. È una storia di spionaggio, di archivi informativi interni a disposizione grazie ai rapporti fiduciari con i dipendenti della Presidenza del Consiglio. È una storia di spie con donne e uomini, dipendenti infedeli dello Stato che si muovevano per finalità di profitto su richiesta di committenti che invece avevano dalla loro interesse a influenzare settori della politica e dell'imprenditoria. In pratica questi 007 infedeli realizzavano report e dossier con informazioni illecitamente raccolte, nascoste sotto forma di notizie giornalistiche. Ma è anche, forse soprattutto, una storia di soldi, appalti per decine di milioni di euro per prodotti di scarsa validità tecnica, pensiamo ai software utilizzati per tra l'altro spiare, e ammanchi per 7-8, un peculato contestato per 5. Dietro tutto Giuseppe Del Deo, ex numero 2 dell'AISI e del DIS, il custode di alcuni dei segreti più bollenti d'Italia. Perché? Perché è stato per anni al centro del reparto economico dei servizi, cioè conosce i segreti di tutta la finanza italiana. Cambiamo argomento, ci torniamo ad occupare della vicenda della strage di Crans Montana, perché c'è una vicenda paradossale. Le famiglie dei ragazzi feriti, ricoverati a volte anche solo per poche ore negli ospedali svizzeri, si sono visti recapitare le fatture, tra l'altro altissime, di quei ricoveri, i conti inviati alle famiglie. Per esempio circa 75.000 euro per un ricovero di 15 ore in terapia intensiva prima del trasferimento al Niguarda di Milano. Nel documento è scritto che si tratta solo di una comunicazione informativa e che non deve essere pagata la cifra indicata, ma rimane la portata del gesto, una mancanza di sensibilità nei confronti di chi ancora soffre e ha visto morire i suoi amici. Il conto dovrebbe essere interamente pagato dal Canton Vallese, come da accordi presi subito dopo la tragedia, ma naturalmente ha suscitato molta sorpresa tra i familiari che si sono visti recapitare questo. E poi la cronaca che ci porta due brutte storie. Una è quella che riguarda un padre che ha ucciso a colpi di ascia il figlio. Era violento, dice, aveva delle dipendenze, ha raccontato, ma c'è da chiedersi se questo
può giustificare un assassinio così brutale. Il delitto dopo la lite durante il pranzo di famiglia, perché lui gli aveva trovato un posto, voleva che facesse un concorso, il ragazzo si è rifiutato, forse l'ha anche mandato al diavolo. Amante del mare, sportivo con la passione del pugilato, aveva rifiutato l'invito del genitore che forse spingeva anche per allontanare il figlio da un giro di amicizie che non gli piaceva. Dopo l'ennesima lite lui è andato in camera, ha preso quest'ascia e l'ha colpito mortalmente. Poi ha anche occultato il corpo e per 13 ore ha resistito all'interrogatorio prima di crollare e confessare. E poi troviamo questo ennesimo femminicidio, il dramma di Loredana sgozzata in strada dal suo ex convivente, l'agguato nell'Alessandrino. L'uomo è stato arrestato poco dopo il delitto. Li vediamo qua entrambi due sportivi, due atleti, due podisti che si erano conosciuti proprio sulle piste, avevano condiviso molte competizioni, poi era finito l'amore, ma come purtroppo spesso accade, lui non si era rassegnato e l'ha aspettata in strada e poi l'ha uccisa. Andiamo avanti, morte di un rider, è il caso di questo ragazzo di 32 anni di origine egiziana, trovato morto nel Torinese, stava facendo una consegna. Il suo sogno era però diventare fotografo, questo era un lavoretto per portare a casa uno stipendio, è caduto dalla bici mentre faceva una consegna sulla collina torinese. Ricordiamo che i rider sono dei lavoratori indipendenti, non hanno tutele, se si ammalano non guadagnano più e anche questo tipo di infortuni, diciamo, non sono ben tutelati e sono un vero e proprio esercito. 30.000 i rider in Italia secondo le stime di Assodelivery. E poi l'eredità di Francesco, il Papa, morto proprio un anno fa, lo ricorda fra gli altri il cardinale Matteo Zuppi, preferiva una chiesa ammaccata ma senza paura di cambiare. I migranti, i giovani, la crisi climatica, gli appelli ai potenti per la pace e contro quella che definiva una terza guerra mondiale a pezzi. E poi vediamo, qui c'è questo divieto curioso, stretta sulle feste di laurea, ogni città ha i suoi divieti, niente uova e coriandoli. E quindi a Torino lauree green al Politecnico con bolle di saponi e buffet a base di biscotti. A Parma l'Ateneo dice qui non si festeggia, guai da appendere manifestini. A Teramo i laureandi devono sottoscrivere un regolamento, insomma nelle Marche vietati cori, piatti di plastica, petardi, trombette, insomma forse si era davvero un po' esagerato e quindi c'è questo giro di vite che è arrivato e che riguarda un po' tutte le università. Ci fermiamo, c'è una pausa e torniamo subito tra pochissimo per dare un'occhiata ai giornali regionali. Eccoci e ben trovati alla seconda parte della nostra rassegna stampa, quella dedicata all'informazione regionale, che apriamo dando un'occhiata al sito Sicilia Web che ci dà un'ultima ora. Rapinati mentre portano l'incasso del supermercato in banca. L'assalto è successo in via Passo Gravina a Catania, c'è anche un video che potete vedere poi cliccando sul sito. In manetto un 24enne e un 52enne di una banda di 4 persone, una delle quali armata di pistole, che avevano adocchiato e poi rapinato in via Passo Gravina 2 dipendenti di un supermercato che in macchina si stavano recando in banca a depositare gli incassi, circa 16.000 euro. Evidentemente la banca era molto ben informata di quanto, diciamo, delle dinamiche. E poi c'è la storia di Gabriele, ucciso per una fetta di pizza nel Pavese, questo lo vedremo anche sui giornali, ma non troverete sui giornali invece questa notizia. Pluriomicida al 41 bis per 16 anni, torna libero con la condizionale. Paolo Di Giacomo era nel clan mafioso degli Stradali di Gela, per il tribunale di sorveglianza ha cambiato vita, una condotta encomiabile, ha scritto anche il sacerdote, la guida dell'associazione per la quale Di Giacomo ha prestato lavoro per 10 anni a supporto dei minori, e quindi una seconda possibilità
per quest'uomo. E poi una notizia di servizio: la scuola deve ancora finire, ma si sa già quando ricomincerà, e cioè martedì 15 settembre di quest'anno, terminerà giovedì 10 giugno 2027, così è stato stabilito dal decreto. Ma adesso torniamo a vedere le prime pagine dei giornali. Partiamo da Repubblica Palermo. Questa notizia è dedicata a quasi tutte le prime pagine, cioè corruzione, il rinvio a giudizio dell'assessore Elvira Amata, che va a processo, mentre l'altra coimputata, l'imprenditrice Cannariata, aveva chiesto il rito abbreviato e quindi è stata condannata. Ma quello che più importa per le ricadute politiche è che adesso si attendono le dimissioni dell'assessora messinese Elvira Amata. Anche per la Sicilia l'assessora Amata è rinviata a giudizio, Meloni invia in Sicilia i vertici di Fratelli d'Italia per capire bene quello che sta succedendo. E nella Gazzetta del Sud troviamo sempre Elvira Amata, ma anche caro carburanti, aumento nello stretto, pesanti riflessi sulle isole minori, e la Caronte Tourist non ha perso tempo, ha subito adeguati i costi dei biglietti alla luce dei rincari per la crisi. Adesso si teme una stangata anche per le isole minori. Andiamo a vedere il Giornale di Sicilia col blitz di ieri: le mani dei boss su aste ed eredità. Il blitz è Brancaccio con 32 fermi, rivela nuovi affari. Fra gli indagati anche un notaio e un dipendente dell'Agenzia delle Entrate. Ma vediamo adesso nel dettaglio. Dunque, abbiamo detto il rinvio a giudizio per corruzione per l'assessora Elvira Amata di Fratelli d'Italia e la condanna a 2 anni e 6 mesi per l'imprenditrice Marcella Cannariato. Le due donne, secondo i pubblici ministeri, legate a filo doppio in questo accordo. Il patto corruttivo fra le due donne emerge durante l'inchiesta principale, cioè lo scandalo che ha travolto Gaetano Galvagno. Ma appunto quello che adesso si attende sono le dimissioni. Schifani in silenzio attende le dimissioni. Il punto non è più se, ma quando arriveranno, perché di certo il rinvio a giudizio segna un punto di non ritorno per Elvira Amata, con 3 opzioni: l'estromissione da parte di Renato Schifani, che dunque prende l'iniziativa, l'intervento di Fratelli d'Italia, cioè del partito, oppure le sue dimissioni. Il nodo resta l'effetto domino sul rimpasso ormai inevitabile che questo ennesimo strappo può comportare, perché in giunta c'è ancora il vicepresidente Luca Sammartino, anche lui rinviato a giudizio per corruzione, senza contare il processo per peculato a carico del presidente dell'AS Gaetano Galvagno. Ieri Schifani è rimasto per tutto il giorno in silenzio, bisognerà vedere che cosa succederà nella giornata di oggi. E poi questa storia, l'omicidio di Gabriele, originario dell'Agrigentino. È stato fermato il suo assassino, un 16enne, ma quello che fa più impressione è che questa lite è cominciata veramente per un non nulla, cioè gli avevano chiesto una fetta di pizza perché lui stava tornando a casa con degli amici sorreggendo appunto queste scatole di pizza. Al suo rifiuto il 16enne ha cominciato a discutere, è scoppiata una lite che si è conclusa con l'accoltellamento in un parcheggio. Tra l'altro gli amici all'inizio questa ferita non sembrava così grave, sanguinava poco, e quindi l'hanno portato a casa. I due pensavano di poter aspettare di arrivare a casa per tamponarla, ma una volta arrivati e fatto scendere dalla macchina, Gabriela ha iniziato a sanguinare copiosamente. Poi hanno chiamato il 118, ma era ormai troppo tardi. E poi c'è stato questo blitz importante sul quartiere Brancaccio, la nuova rotta tra violenza e legalità, 32 arrestati che avevano messo le mani su questo settore in particolare, le aste giudiziarie e le consulenze, in manette anche insospettabili, ma in questo caso sono state decisive le denunce. E lo andiamo a vedere qua.
Sono 3 i commercianti che hanno denunciato il racket. Sembrerebbero pochi rispetto ai 18 casi di estorsione accertati dalla Procura di Palermo, ma sono comunque molti di più rispetto alla situazione della precedente operazione, quando nessuno denunciò e 31 commercianti vennero invece a loro volta denunciati per favoreggiamento a Cosa Nostra, quindi è già un segnale positivo. Alle 18 estorsioni ne vanno aggiunte altre 2 soltanto tentate e 4 furti d'auto e moto con il cosiddetto cavallo di ritorno, cioè io te la rubo, poi però ti contatto e te la restituisco solo se mi paghi una certa somma. A pagare sono commercianti piccoli e grandi, ma anche gli imprenditori, da 300 euro al mese a cifre molto più grosse, anche 17.000 euro in un anno. Ad alcuni vengono chiesti soldi a Pasqua e a Natale, è un classico, ad altri la richiesta è mensile, pagano macellerie, onoranze funebri, distributori di carburante, negozi di abbigliamento, impresa edile, eccetera. Una cosa è certa, è che il ritorno di Nino Sacco, uno dei vertici di questa organizzazione, uscito dopo 10 anni di carcere, questo suo ritorno alla guida del mandamento di Brancaccio è vissuto come una sorta di restaurazione nelle pratiche mafiose, cioè si è tornati ad una mafia che pensa e agisce all'antica con il pizzo a tappeto, non solo perché è una fonte di reddito, ma anche perché garantisce un capillare controllo del territorio. Anche qui ci sono vari nomi, diciamo, delle persone coinvolte, ma poi c'è un altro processo che riguarda la banda che faceva colpi in ville anche con torture, rapinatori, il cosiddetto sciamano, scelgono il rito abbreviato. Vediamo come agivano in questo caso. In un caso si finsero militari della Guardia di Finanza e poi, estrapolando il video della videosorveglianza, l'agghiacciante sequenza della rapina, un uomo legato e sequestrato, a un certo punto anche torturato e minacciato, ti tagliamo un dito per ottenere la posizione della cassaforta. Il rito più orrendo e brutale è stato quello che le intimidazioni sono avvenute alla presenza della compagna e della figlia, una bimba di pochissimi mesi. Immaginate quindi il terrore. E veniamo adesso al corteo studentesco di ieri un gruppo di ragazzi, in particolare del liceo Cutelli, ma anche di altre scuole, che per la prima volta in un corteo di questo genere hanno scandito slogan che riguardano diversi modelli operativi e servizi di salute mentale. Lo spunto è la morte un mese fa di Claudia, una ragazza che si è suicidata. Adesso ragazze e ragazzi, in compagnia dei genitori, hanno raggiunto l'esterno del Cutelli, hanno inscenato questa protesta. Che cosa chiedono? Chiedono insomma intanto che la scuola collabori, mentre loro dicono pensa più a tutelare la sua immagine e reputazione che a comprendere cosa ha spinto una giovane a togliersi la vita. Una rabbia che non è limitata al singolo caso e alla singola istituzione, ma include tutto il sistema scolastico. La morte di Claudia, dicono i ragazzi, non è una fatalità, non è morta soltanto per un suo dolore privato, ma per un sistema che ogni giorno progressivamente le ha tolto l'aria. Quindi chiedono consulenti, psicologi, perché la salute mentale, gridano, non è una questione privata ma politica, e la scuola non può essere un luogo dove devi annullare te stesso, perché altrimenti diventa una fabbrica che produce infelicità. E devo dire che questi ragazzi ieri erano davvero addolorati. E a questi ragazzi, per altre storie, anche queste comunque tragiche, ha parlato ieri Gino Cecchettin, il papà di Giulia, vittima di femminicidio. Si è rivolto agli studenti di una scuola di Castellammare del Golfo e c'è stato un dialogo intenso con tante domande anche da parte loro. Una per esempio gli ha chiesto, prendendo il microfono: mi ha colpito che lei non provi odio, ascoltandola, ha detto un altro, ho capito quanto sia importante non cedere l'odio, e un'altra ancora gli ha chiesto: se una mia compagna viene trattata male cosa devo fare? Ecco, cercano di avere risposte da quest'uomo che ha sublimato il suo dolore, e lui dice: è difficile parlare di morte a ragazzi così giovani perché, come sapete, Giulia è stata uccisa, ma io oggi voglio parlarvi di
vita, se sto facendo tutto questo è perché tutti voi giovani dovreste poter scegliere quale vita vivere. E poi c'è questa notizia curiosa in taglio basso, sempre su Repubblica, la storia di questa donna, la signora Caterina Valenti, palermitana, pensate, 91 anni, che ha pubblicato un romanzo con l'intelligenza artificiale. In realtà, diciamo, il suo mentore è stato il nipote. Con l'aiuto del nipote e dell'intelligenza artificiale, strumento che in questo caso entra nella storia del libro come attrezzo tecnico. L'autrice infatti non ha mai firmato nulla, né il nipote Andrea, ma è lui. Cosa ha fatto questo ragazzo? Ha recuperato i fogli con questi appunti sepolti da decenni dentro un armadio e ha persuaso la nonna a rimettere in ordine ricordi e storie di donne sottomesse per consegnare tutto alla tecnologia. Quindi l'intelligenza ha rielaborato una storia vera che era quella di abusi e sopraffazioni subiti dalle donne negli anni '20 in Sicilia. Sono sono reali e la donna li ha ascoltati per tutta la vita. Donne usate, zittite, rapite, costrette a sposarsi, a prendere i voti, violentate dai padroni, separate dai figli perché le donne più ricche non potevano averne e quindi li rubavano a chi non aveva speranza di riscatto. Io sto dicendo la verità, assicura questa donna che ha 91 anni. Velocemente, perché ci restano pochi secondi, voglio tornare sempre un ultra, diciamo, novantenne, in questo caso farà 100 anni, parliamo di Peppino Mazzullo, un attore siciliano di Messina che vive a Stefano Briga e che è la voce del grandissimo Topo Gigio, con quella sua vocina e quel suo intercalare, una storia particolare che nasce, il suo racconto, da quando era piccolissimo, con la visione di un folletto, poi la voglia di recitare, il successo con questo topolino che ricordava quell'esserino che aveva incontrato, e poi gli chiedono: lei non ha solo dato la voce a Topo Gigio, gli ha dato anche la personalità? E lui dice: io lo sentivo ed era tutta farina del mio sacco, nessuno ha mai scritto per Topo Gigio tranne me, canzoni, testi, tutto quello che lui diceva, anche la canzone Strapazzami di coccole, gli chiedono, e lui dice: l'ho scritta io, però ce la siamo intestati io e Gianni Boncompagni, mentre la musica l'ha fatta Franco Bracardi. E quindi questo signore ha quasi 100 anni, che incarna, che dà la voce, ma incarna anche un po' lo spirito e la gioia di vivere di questo topolino che ha fatto compagnia a tante famiglie dagli schermi della televisione. Ci fermiamo, è finita qui la rassegna stampa, grazie a tutti, una buona giornata.